Ieri mattina le associazioni interessate sono state invitate a una riunione in comune con gli assessori De Perini e Tiozzo Caenazzo per ascoltare una proposta interessante che riguarda Chioggia e altri 9 comuni della costa veneta, nello specifico San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia Rosolina, Portoviro e Porto Tolle, oltre a Chioggia logicamente. La proposta, sostenuta dalla Regione Veneto e dal Summit del Mare, intende valorizzare la proposta eco-green di una di queste città, dando valore all'ecosostenibilità e all'inclusione con cui ognuno di questi comuni si propone. Si tratta di una gara in cui votare è facilissimo, basta seguire le istruzioni dettate una volta che si è inquadrato il QR code e si è stati dirottati sul sito www.spiaggevenete.eu. Qui potete vedere le 10 proposte e scegliere quale secondo voi è la migliore. In queste gare un po' di campanilismo non guasta, quindi una volta che avete avuto accesso alla descrizione dei progetti, votate la nostra città col massimo dei punti. Siamo tra i comuni in gara quello che ha il maggior numero di abitanti, quindi condividete il QR code che a breve troverete sulle pagine di Chioggia Azzurra e invitate i vostri amici a votare e a condividere. La proposta che offrirà Chioggia sarà una notte all'insegna del green in cui le varie associazioni del territorio faranno sintesi presentando progetti in cui avrete modo di vedere creatività e fantasia integrarsi con l'esigenza di valorizzare l'ambiente che ci circonda.